chi se l'aspettava? Muti! Zitti, grande Napoli, grande, grande! Mamma mia, vi abbiamo proprio mandato a casa vi abbiamo mandati a casa, perché lì dovevate stare, lì Gasperini devi stare in tribuna, a casa, vai Gasperino del Carbonaro, vai a casa, grande Napoli, grande prestazione dei nostri azzurri, che grande prestazione. Mamma mia, che Napoli, veramente un Napoli che è riuscito a portare a casa una partita molto molto difficile, perché un Cagliari perché era un Atalanta molto tosta da affrontare. Purtroppo, zitto cane. Purtroppo è stata un'Atalanta molto molto tosta, perché purtroppo sappiamo che Gasperini è quasi l'unico che riesce, insieme a Oddo o qualcun altro, molto a chiudere il Napoli, e questa purtroppo è una cosa che adesso dobbiamo migliorare, perché l'Atalanta si può anche affrontare in caso di passaggio del turno contro il Lipsia, e quindi bisogna comunque continuare a studiarsela. L'Atalanta poi che dovrà affrontare la semifinale. Poi intanto vorrei dirvi gli altri risultati della giornata. Bologna-Benevento 3-0 Bologna, un Benevento che dopo 2 vittorie consecutive torna a perdere, record storico di partite perse. Poi Udinese Spal che va a prendersi un punto alla Dacia Arena, Napoli che vince a Bergamo, Lazio che stravince contro il Chievo 5-1. Poi che altra partita c'era? Ricordiamo poi il Torino che pareggia contro il Sassuolo, Mazzarri che si ferma. Poi ricordiamo il Cagliari che perde alle 6 contro il Milan. E poi ragazzi, che altra partita? Non mi ricordo bene. Poi Sampdoria Fiorentina. La Samp vince 3-1 contro la Viola, una Viola completamente pessima, che ovviamente solo con noi ha fatto la grande prestazione, ovviamente. E adesso proprio, adesso proprio alla fine, la fine della domenica, l'ultima partita della domenica, Inter-Roma in vantaggio, la Roma con una rete del faraone Stefan El Shaarawy, e quindi diciamo che siccome andrebbe bene un pareggio, però siccome la Roma è al quinto posto e l'Inter adesso è quarta perché la Lazio ha vinto oggi, e dobbiamo sperare che l'Inter riesca a pareggiare. Vedete, adesso sta per cominciare il secondo tempo. E poi va bene ragazzi, passiamo alle pagelle, le pagelle del Napoli. Reina prende un bel lotto, perché oggi veramente Reina oggi, meno male, ringraziando Dio, non ha fatto errori, non ha fatto pippe, e per fortuna è riuscita a parare quella conclusione di Cristante molto molto insidiosa. Poi Mario Rui 6, ragazzi, ma quello è proprio pessimo Mario Rui, ragazzi, ma non si può proprio farlo giocare, ma è proprio inutile, non serve proprio. Yusai 6, nemmeno mi è piaciuto, buttava la palla così come se proprio come se non fosse fatto proprio lo suo, per Yusai. Koulibaly 7, è stato molto bravo a contrastare su quella montagna di Cornelius. Poi Albiol prende anche lui un bel 7, bravo Albiol, bravo anche lui un bel 7. Poi Zielinski prende 7 anche lui, un bel 7 di Zielinski. Jorginho prende 6, la sufficienza Jorginho, perché non è che ha fatto questa grande partita, Jorginho, ragazzi. Allan 8, una buona gara. Hamsik
6. Peccato che aveva fatto quel gol che era regolare, ragazzi. Ma quale fuorigioco? Ma quale fuorigioco? Ma sapete sempre proprio, Orsato, sei sempre tu. Anche con l'Inter gli fece pareggiare quel derby all'Inter che era vinto. Andò oltre il recupero. Per la rabbia dello youtuber Luca Mastrangelo. Amsic, Rog 7. Ha fatto una buona gara. Rog si è mangiato pure un gol. Peccato. Poi Insigne prende 7, è uscito fra le polemiche perché si è litigato con Sarri. Mertens 9. È tornato Ciro, è tornato Tris Mertens. Callecon poi prende 7 e Sarri prende anche lui 7. Napoli che riesce a portare a casa la vittoria con molta sofferenza e quindi ora dobbiamo concentrarci ovviamente, ragazzi, per la partita contro il Bologna, perché Napoli nettamente superiore, ma anche il Bologna è un avversario sempre molto ostico per il Napoli. E allora noi siamo in chiusura, lo sport è rispetto, rispetta lo sport, la parola Umberto Chiari, e noi ci salutiamo con questa banana, Atalanta! Ciao Gasperini, ngue, ngue, ciao Gasperini, ciao!